Inizia l'ultimo quarto, e subito un canestro di Stessio Dumè, apre subito le danze. Va a recuperare anche un bel pallone. Se ricordiamo che la squadra di Marano è uscita per 5 falli, un evento abbastanza poco frequente. Proprio la capitana, e tra l'altro sembrava insomma una delle giocatrici migliori sicuramente della compagine maranense, continuano a pressare comunque le ragazze dell'Orus PFP Padova, che se la partita, diciamo così, ai liberi non è stata molto buona, tutto il resto l'hanno fatto veramente bene. Si gira la Lombardi, un bel canestro, tanto se ne va il primo minuto. Il pubblico ospite protesta per ogni fischiato dell'arbitro. Questo fallo insomma è abbastanza evidente, sicuramente in qualche modo non è una bella idea lasciare libera Sofia Tolando, che dopo un inizio di partita più devoto alla stessa continua a intercettare palloni, e la Zorzi va, i passi non so dove li abbiamo visti, comunque 4 punti in pochi secondi. Sofia Tolando continuano a passare in modo falloso. Qua probabilmente non c'era così bisogno di spingere la Sofia Tolando da parte della numero 2, però perché gli arbitri hanno un metro abbastanza chiaro. Qua braccio sulle mani di Rebecca, che intanto esce Stessio Dumè ed entra col numero 2 Emily Duvernay. Rimessa per la squadra di casa, Rebecca Zorzi sparacchia e palla recuperata per le maranesi. Brava a pressare, no, messa dal fondo, infatti. Gli arbitri richiamano, adesso si affida, provano a impostare il tiro. Se non c'è Stessi che recupera, ci pensa la sorella Tracy, guadagna la palla 2, però la freccia dice Marano. Quindi rimessa da e vai tra la 2 e la 11, bel movimento, si ritrovano ancora tra di loro, in qualche modo stanno andando la palla, recuperano. Via, Orlando recupera il pallone, smappa un assist per la Rebecca, che si fa trovare pronta per la 61-31, 8 minuti alla fine della partita. Sui blocchi del Padova va Margherita. Sa di cosa stiano lamentando questi. In modo da recuperare il pallone, poi viene chiusa fallo sistematico, infatti adesso continua, non c'era bisogno di questo fallo, insomma eravamo viene richiamata in panchina un attimo di confusione in campo, tanti cambi in entrambe le squadre. Entra Chiara Basso e Missi Pulvirenti nella file del Padova, e tanto Stessi apre per Chiara Basso.
scatta da non nemmeno Bardi, il numero 3, apre per la Boldrini che fa un bellissimo movimento, un semigancio cielo a tagliare l'area di Turato, poi qua basso va il pallone che ormai stava carambolando fuori, poi si inventa un tiro sbagliato, ma Rimbalzo questa volta arriva a forza ai tempi, il numero 4, ma viene intercettata da Missi Pulvirenti. Ottimo fallo. Due tiri liberi per Sofia Sella, sbaglia il primo. Tra l'altro questo rumoreggiare del pubblico ospite è sul 63-31 che francamente lascia spazio a interpretazioni. Comunque palla 2, questa volta è per Padova, rimessa affidata a Chiara Basso che apre, attenzione, per Missi Pulvirenti, quasi perde il pallone e poi lo perde. Un attimo di fretta, poteva un attimo aspettare, poi si inventa un tiro un po' forzato, nessuno la tocca e rimessa per Padova. Quasi perdono il pallone, invece poi lo perdono davvero. Però poi lo recuperano, sempre attente sui palloni. Chiara Basso non vede la Boldrini, Chiara poi in qualche modo gli arriva, un po' di carambole, la Chiara Basso recupera, viene raddoppiata, si inventa un bel passaggio per la Boldrini che però viene in qualche modo intercettato, ma la palla finisce sul fondo, l'ultima a toccare la squadra del Marano. Cambio, esce il numero 3, entra il numero 9 del Marano, rimessa per la Boldrini. Alla fine 3 si va in aiuto, viene intercettata, riescono a trattenere il pallone in campo, in qualche modo riescono a guadagnare a metà campo e va in attacco la Sofia Sella, brava, molto bello il movimento in mezzo all'area. Per guadagnare altri 2 tiri liberi. Purtroppo non entra il primo. Non entra neanche il secondo, però prende il rimbalzo in attacco. Greta Busato, tanto Missi Pulvirenti subisce il fallo da parte di Greta Martini in fase di disimpegno, continua a commettere questi falli che alla fine non aiutano molto, nel senso che troppo in questa fase non c'era neanche possibile contropiede, quindi di fatto diciamo così un fallo un po' gratis. Comunque anche Missi si ascrive ai mancati tiri liberi realizzati. Di solito la mano ai tiri liberi la Missi ce l'ha, ma vediamo 0 su 1, vediamo il secondo tiro libero, non entra neanche quello. Chiara Basso però va a recuperare il pallone, tira da lontanissimo, poi si va a prendere il rimbalzo, ritira, poi un altro tiro, la Boldrini fanno tutti tiri un po', stanno prendendo un po' la felicitazione, a volte solo un po' più di ordine nel gioco. Comunque palla 2, Tresi, da basso si gira, forza al tiro, non va, beh ormai va tutto. Non sorvedono che c'è un aggancio, tanto la Missi recupera un bel pallone, va sotto, si fa stoppare,
e fallosamente però da parte della 19 Adele Zambon. Continua a rimoreggiare il pubblico ospite, se non avvezzo a arbitraggio. Altri 2 tiri liberi per un attimo di confusione. Forse non si sa chi ha commesso il fallo. Era un altro tecnico. Prendo un altro tecnico. Non entra. C'è un tecnico? Ma chi? All'allenatore? Continua la serie mortifera ai tiri liberi, anche lì si raggiunge 0 su 4, vediamo l'ultimo, niente, 0 su 5, veramente una giornata particolare. Carabasso fa una bella finta, la Boldrini tira in maniera un po' frettolosa. Alla fine il pallone carambola sulla fine, mancano 5 minuti alla fine della partita. Fase di gioco molto frammentata, un po' di nervosismo, cambio nelle file del Marano. Esce la Martini, entra la Xausa, perde un brutto pallone, qua passi un pallone, la giungla dove lo perde, poi la Missi sventa un possibile tiro, alla fine la palla esce, poi le Vicentini stanno andando veramente sopra le righe. Dopo te lo faccio rivedere, leggiti prima le regole, poi lo riguardi la partita, ti diamo il link. Il pubblico un po' così, insomma, alla fine fallo. Diciamo così, concentrarsi più sull'arbitraggio del gioco. 2 tiri liberi per la numero 19, Adele Zambon. Realizza molto brave le ospiti. Che passaggio di Carabasso per Angela Sartori, veramente alla Jokic. Sì. Gioca i gomiti pur di intercettare questo pallone sul, ricordiamo, un punteggio di 65-35. Attenzione a dare subito aiuto, tanto la Teverne in qualche modo si divincola dalla 10, viene raddoppiata, ma trova comunque un arco per la Boldrini che regala un calcio di rigore alla Carabasso, assolutamente MVP della giornata. Intanto le ragazze di casa un po' sentono stanchezza, le ragazze ospiti, scusate, quindi rimessa per la Margherita Boldrini che serve Carabasso, quasi intercettata, pallone, Missi legge un dai vai, stanno giocando veramente Angela Sartori, a fine entrava questa è l'azione della giornata.
qualche modo la palla carambola nelle mani di Sofia Sella, però viene chiusa. Alla fine Amissi top scorer per quanto riguarda i difensivi, intanto Chiarabasso fa bene a chiamare un po' di calma nell'azione, costruisce molto bene. Chiara alla fine si porta indietro al numero 9 che in debito d'ossigeno. Greta Busato chiede il cambio. Già fanno corso la partita che è stata giocata su alti ritmi, anche abbastanza fisica, quindi tanto Chiarabasso, vediamo se continua la serie. La interrompe in maniera un po' fortunosa, ma l'importante è che sia interrotta. Realizza un 2-2 clamoroso per la giornata, cambio nelle file del Olspia FP, entra Steffi Odumè, esce il numero 14, Chiarabasso, autore di una partita maiuscola. Tanto Steffi recupera subito un pallone, serve la Sartori che apre per la Amissi Pulvirenti, però sbaglia dalla quasi linea dei 3 punti, sporca il pallone Amissi Pulvirenti per la 11, che comunque rimessa a parte di Marano, 2:40 al termine, 69-35. Brava Emilia a non commettere fallo, lascia che la giocatrice Marano sbagli. Qua si lamenta di infrazione di campo, ma in realtà il piede era lì fermo sulla linea. Intanto Stessi prova il tiro dalla media anche lei, ma sbaglia, rimessa del Marano. Si va a recuperare, brava, come per fallo, però palla entra e quindi ultimi scampoli di gioco con Stessi Odumè che si incarica di portare giù la palla, si vede quasi qualche giocatrice, poi serve la Margherita Boldrini che viene chiusa. Quindi gli ospiti dovrebbe stare più attenti alla partita. Comunque dopo un passi commesso dal palla c'è anche il fallo nella azione di rimessa e le squadre sono in bonus e quindi si va ai tiri liberi per la squadra di Marano Vicentino, affidati a numero 19 Adele Zambon, che fino adesso ha espresso una buona mano. Continua la serie positiva. Secondo Margherita Boldrini apre subito il lato difensivo su Odumè che passa per Missi Pulvirenti che si fa trovare pronta sul canestro e bella azione di contropiede sul rimbalzo difensivo di Margherita Boldrini, il peso si apre fino a 71-38. Tanto carambola alla fine, non so, direi cambiano le file del Padova, esce Margherita Boldrini ed entra Tracy Odumè con il numero 11. Le gemelle oggi hanno giocato veramente molto bene, tanto 2 tiri liberi sempre per la Zambon, però dove Zambon un po' raffreddata la mano, ha giocato molto bene nel secondo tempo, il ferro sputa il secondo tiro libero, intanto Tre Stessi viene chiusa ma in qualche modo guadagna
la metà campo avversaria, si ferma un po' lontana, viene data da Angela Sartori, spinge sulla fascia, la numero 11 spinge col corpo la Sartori, Sofia Della Fina, mentre andava verso il canestro. Un po' distratte le giocatrici anche dai rivolge verso il pubblico, tenuta l'attenzione sul campo da gioco. Intanto Angela Sartori dal primo tiro libero, 72-38, manca un minuto, l'ultimo minuto della partita. Noemi Lombardi non trattiene il pallone, quindi nuova azione offensiva delle Horus PFP Padova. Messi Pugliarenti legge il taglio della che assist della Stesi dal numero, bellissima azione. Adesso il braccio si lascia un po' andare, ovviamente con un punteggio ormai assicurato, c'è un po' di confusione in campo, finisce con un fallo fischiato a, direi, o a Messi Pugliarenti, direi, o a Stesi, non ho visto bene comunque. Due tiri liberi per Noemi Lombardi. Parabola altissima, Ferro sputa il pallone e Tresi si invola sulla fascia, quasi perde il pallone, vede che sta perdendo, le va in aiuto la Missi, che viene però stoppata sul canestro, forse doveva andare a proseguire oltre la linea, però sotto canestro. Chiara De Marchi va a dare un bel canestro, si era fatto trovare, hanno anche voluto trovare un pallone, sono un po' più attenti in questa fase, ma la partita è finita, mancano 2 secondi, rimessa, tiene il pallone la Stesi Odume, si mangia gli ultimi 2 secondi e il punteggio finisce sul campo delle Inaudi, la scuola Inaudi Padova, 74-40 per la formazione di casa Horus PFP Padova contro le brave e forti ragazze del Marano Vicentino. Saluti un attimo si preparano ai saluti, anche se il coach Alessandro Carollo ancora qualcosa da dire alle sue ragazze, temporale probabilmente per questa partita che l'ha vista sconfitte sul campo del Padova. Siamo pronti ai saluti, un attimo di accoglimento. Padova si salutano sportivamente, finisce qua la partita, l'Under 15 Gold, Under 15 regionale.